Al ritorno in campo dopo quasi un mese il Pro Falcone fa su il derby del Fresina contro il San Fratello e brinda alla prima vittoria fuori casa del campionato. Una sfida che gli ospiti chiudono in appena 9 minuti, infatti al settimo di gioco ci pensa già Di Stefano con una sassata da fuori area a fulminare Indriolo e spianare ai suoi un pomeriggio che diventerà indimenticabile. Passano appena 90 secondi e il Pro Falcone raddoppia con Carini, lesto ad agganciare in aria il servizio di Matteo Alessandro e da pochi passi battere Indriolo per il 2-0 giallo-rosso e che gli vale come quinto sigillo in campionato. Il San Fratello è alle corde, così al minuto 9 il Pro Falcone cala anche il tris, quando l'intramontabile Chicco Danna, dopo una corsa di 40 metri palla al piede, infila con un chirurgico destro a giro Indriolo, facendo così San Fratello 0, Pro Falcone 3 e per Danna si tratta della seconda rete in campionato. Nonostante il pesante passivo, i neroverdi provano a venire fuori dal guscio e dopo la punizione di Ditale, controllata da Benfatta, il San Fratello riapre il derby al minuto 20 quando Ugrotte Facundo raccoglie la spizzata di Vergara e col destro anticipa Benfatta, mettendo in rete, grazie anche all'aiuto di Traversa il Palo, il pallone dell'1-3 che gli vale come primo sigillo stagionale. La rete galvanizza i padroni di casa che al 28esimo costruiscono i presupposti per andare ancora in gol, ma Benfatta è decisivo su Ditale. L'estremo falconese risponde presente anche sul calcio piazzato di Bontempo. Al 35esimo vibranti le proteste dei sanfratellani per un tocco di mano in aria da parte di Mendolia, ma il signor Currò lascia giocare. Nel finale di frazione poi è ancora un super Benfatta a negare ai tentativi da calcio piazzato di Bontempo la gioia del gol. Nella ripresa subito ospiti pericolosi con il corner di Danna che costringe agli straordinari la difesa neroverde. Al 58esimo ancora veementi le proteste del San Fratello per un presunto mani in aria di Pino, anche in questo caso però il fischietto messinese dice di no. Poi torna a spingere il San Fratello ed è il neoentrato Jadama ad avere due importanti occasioni, ma prima il suo destro a giro al 61esimo è respinto da Benfatta e subito dopo, perfettamente servito da Calabrese, calcia incredibilmente a fil di palo. Il Pro Falcone risponde con il colpo di testa di Maisano da corner che trova la decisiva risposta di Indriolo. Nel finale però tenta il tutto per tutto la squadra di Bongiovanni, ma il sinistro di Ditale al minuto 74 trova la parata di Benfatta, quindi la conclusione al volo di Delfio Calabrese un minuto più tardi, si perde di poco sul fondo ed infine Ditale da pochi passi è anticipato in extremis dal decisivo intervento di Maisano. Con questo successo il secondo in campionato, il Pro Falcone si porta a quota 12 punti e scavalca in classifica proprio il San Fratello che rimane fermo invece a quota 10.